Il clima ferragostano si vede da qui, dalle auto riempite di bagagli e salvagenti alla miriade di lingue e accenti, e assalto ai Covid Point del veneziano, dove ai cittadini che necessitano di tampone causa Green Pass si sommano i turisti, soprattutto tedeschi, dopo che il governo Merkel ha imposto il tampone per chi rientra in patria. Prima di rientrare da ieri è nuovo che prima di rientrare devi farti di nuovo il tampone. For today, for back to Germany, and we wait 1.5 hours. Dobbiamo rientrare dopo che abbiamo fatto 10 giorni di vacanze qui e dal 6 agosto pure in Germania hanno cambiato le regole e dobbiamo fare il tampone qui. Insomma, i Covid Point sono tornati a riempirsi in attesa delle nuove indicazioni della regione, pronta a varare un piano di sanità pubblica aggiornato. Super lavoro quindi per gli operatori delle ULSS. Questa è la situazione per esempio in piazzale Giustiniani a Mestre. Siamo tornati dalle vacanze, siccome mia moglie lavora su una farmacia, fa i screening e oggi era stato richiesto per la giornata di oggi il tampone, siamo venuti a farlo. Non pensavamo di trovare così tanta coda, però dico la verità. L'ho fatto perché devo lavorare centri estivi lunedì e quindi per sicurezza l'ho fatto sabato, che sono entro le 48 ore. Devo andare in vacanza, devo andare in Spagna. Assalto ai Covid Point destinato a crescere esponenzialmente nei prossimi giorni, forse esplodere in concomitanza con il Ferragosto. Anche per questo l'appello dell'ULSS 3 resta quello di approfittare delle slot vaccinali aperte, in particolare quei 13.000 posti messi a disposizione con il cosiddetto Fast Vax voluto dal presidente Zaia da qui ai prossimi 7 giorni. Lo stesso direttore generale Edgardo Contato ha definito sconfortante il quadro che vede ancora troppe persone preferire il tampone alla vaccinazione. Insomma, tanti nodi caldi per la sanità veneziana, e non solo perché è Ferragosto. Inevitabile confidare nella responsabilità di tutti, anche guardando a ciò che succede in altri paesi. La mia regione, Bahia, è un po' meglio, però Brasile è un po' difficile la situazione in generale. Il fatto di dire il Covid non esiste, insomma, io li manderei negli ospedali a vedere effettivamente che la cosa non c'è. Ho diverse amiche che lavorano negli ospedali e purtroppo la situazione è difficile.